il ciclone Poppea. A causa delle piogge una colata di detriti ha travolto Passo Tre Croci, 70 le persone evacuate dalle case sopra Cortina d'Ampezzo, frana anche sulla strada Gardesana. Vigili del fuoco e operatori del soccorso in allerta per tutta la giornata. Bomba d'acqua su Trieste. A Venezia è tornata l'acqua alta con le paratoie del Mose pronte ad innalzarsi fuori stagione. Dramma in pista al Mugello durante una gara di moto. Terribile incidente tra 3 partecipanti. Ad avere la peggio un 52enne veneto che è morto per le ferite subite. Il mondo delle arti marziali in lutto. Vicenza, interrogatorio di garanzia per l'autista che ha investito e ucciso il campione Davide Rebellin. Mi spiace ma non l'ho visto, ha detto il tedesco al giudice. Rovigo aggredisce l'ex compagna sotto casa e la insegue in auto. Lei arriva davanti alla questura e lo fa arrestare. La donna è riuscita a fermarsi davanti alla sede della polizia, dove ha chiesto aiuto. Nuovo sfregio al decoro di Venezia. Un uomo si tuffa dal ponte di Rialto rischiando la vita. La folle impresa è stata incitata da tanti passanti. È stato subito fermato dalla locale, un 60enne di Favaro. Autonomia, il ministro Roberto Calderoli pubblica le minacce di morte subite. Ma io vado avanti, dice. La solidarietà di Zaia e Conte. È arrivato il momento di accelerare, dice il presidente Anci Veneto. Goliardie e travestimenti esilaranti per l'Homme di Mere, il triathlon in scena tra Montagnana e Casale di Scodosia che ogni anno attira sempre più partecipanti. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo dunque con il maltempo annunciato e arrivato anche nella nostra regione. Piogge e frane tra il Cadore e il Comelico al Passo Tre Croci. Mattinata evacuati in via precauzionale l'omonimo albergo, un bed and breakfast e un condominio. Stavolta non sono stati il vento e nemmeno la grandine a fare paura. In montagna l'attesa ondata di maltempo ha messo in moto le frane che la settimana scorsa avevano dato segnali di instabilità. La situazione più critica è il Passo Tre Croci a Cortina d'Ampezzo, dove il movimento di detriti e fango a ridosso della regionale 48 ha costretto in via precauzionale l'evacuazione dell'omonimo albergo, di un bed and breakfast e di un condominio. Una settantina di persone sono state trasferite in una palestra di Cortina messa a disposizione dal comune. Stamattina la decisione è arrivata dopo il sopralluogo eseguito da un funzionario dei Vigili del Fuoco accompagnato dal sindaco di Cortina Lorenzi, dai tecnici del comune e dalla Polizia di Stato. I Vigili del Fuoco hanno iniziato il monitoraggio della frana e la strada è stata chiusa per il rischio di caduta massi. In mattinata in zona sono arrivati anche il comandante provinciale dei pompieri Antonio Del Gallo e l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Sempre nel comune di Cortina, colata di detriti ad Acquabona di Sopra con esiguo materiale fangoso sulla sede stradale. L'intervento di rimozione è stato tempestivo e non è stato necessario interrompere la 51 di Alemagna. Chiusa per colata di detriti anche la provinciale 33 di Sauris fra Casera Razzo fino al confine con la provincia di Udine e la 48 fra Rio Gere e il bivio Misurina. La pioggia persistente ha rimesso in moto i noti dissesti in comuni di Lozzo di Cadore, in particolare lungo la strada che sale a Pian dei Buoi e fra Pian dei Buoi e Auronzo. I tecnici della difesa del suolo della provincia hanno già disposto la pulizia in somma urgenza sulla strada che con molta probabilità sarà eseguita fra martedì e mercoledì. Interrotta per caduta piante anche la panoramica del Comelico fra Costa Lissoio e Costalta. Tecnici del MOSA Venezia in allerta per il possibile sollevamento delle paratoie. Il brusco cambio delle condizioni meteorologiche, soprattutto il vento che spira sulla laguna, ripropone anche in questo fine agosto il fenomeno dell'acqua alta. Alle 21:50 di stasera si toccheranno i 105 centimetri. Situazione pressoché analoga anche domani. I tecnici del MOSE sono stati allertati per un possibile sollevamento delle paratoie già da questo pomeriggio. Dall'anno in cui si sono iniziate a misurare le maree eccezionali, l'acqua alta in piena estate a questi livelli si è vista soltanto il 28 agosto 1995, il 30 agosto 2020 e il 1 agosto 2023. I dati sono stati confermati dal centro maree del comune di Venezia. E una frana è caduta poco prima delle 7 di questa mattina a causa sempre del maltempo sulla strada Gardesana orientale tra le province di Verona e Trento. L'interruzione del traffico riguarda in particolare i comuni di Malcesine e Torbole. Il movimento franoso è di importanti dimensioni e ha di fatto bloccato la circolazione su quella che è l'unica arteria stradale dell'Alto Garda. Preventivamente tramite i social i comuni di Torri del Benaco e Brenzone hanno diramato l'allarme chiedendo agli automobilisti di percorrere se possibile strade alternative. Nella notte un violento temporale aveva colpito tutti i comuni rivieraschi del Garda veronese.
E l'ondata di maltempo ha interessato in modo molto forte anche Trieste. La prima bomba d'acqua con annessa sciroccata e mareggiata sulla costa poco dopo mezzogiorno. Strade trasformate in fiumi, alberi sradicati dal vento e molti veicoli fermi in panne. Tempesta di pioggia e sciroccata, una combinazione ampiamente attesa con l'allerta meteo color arancione diramata dalla Protezione Civile, ma non per questo meno impressionante, specie per chi si è ritrovato a viverla o documentarla a 2 passi dal mare. In auto con il maltempo entra acqua nonostante i finestrini chiusi perché risale dai pozzetti dei finestrini, una situazione incredibile. Siamo a Barcola, al porticciolo del Cedas. Una vera e propria bomba d'acqua. Il primo temporale, poco dopo mezzogiorno, ha trasformato Viale Miramare in un fiume in piena, causando seri problemi a molti veicoli che non andavano più in moto a causa del vano motore invaso dall'acqua. Un pullman in panne davanti alla canottieri Saturnia e anche un'auto. Poco più avanti rami e porzioni d'albero abbattute dal vento e finite in mezzo all'asse stradale, con ovvio pericolo per gli automobilisti. A lato strada veri e propri gorghi d'acqua in risalita da tombini e caditoie, per cui era impossibile reggere l'imponente mole d'acqua caduta in pochi minuti. Consueto allagamento stile Camel Trophy al sottopasso ferroviario del cosiddetto Ponte di Ferro. Incolonnamento al sottopasso della ferrovia di Viale Miramare perché evidentemente si è formato un lago e con l'auto non si passa. Poco più in alto, all'altezza del Faro della Vittoria, dove la mareggiata sulla costa attirava decine di curiosi con cellulare o macchina fotografica alla mano, altri danni agli scooter finiti irrimediabilmente ribaltati e a bagno sotto uno dei monumenti più noti della città della Bora. E non solo. Siamo sotto al Faro della Vittoria, queste sono le cascate d'acqua che scendono dal costone carsico e sulla destra un albero abbattuto dal vento di scirocco e finito così in mezzo alla strada. Voltiamo pagina, tragedia al Mugello. Nicola Sartori, 52enne conosciuto nel Padovano, ha perso la vita in pista. La morte in diretta sugli schermi dei meccanici che stavano assistendo alla gara, dramma ieri sul circuito del Mugello dove si stava svolgendo il trofeo Amatori 1000 classe avanzata valido per la Coppa della Federazione Motociclistica Italiana. Nicola Sartori, 52enne motociclista originario di Cavarzare, residente ad Adria ma molto conosciuto anche nel Padovano dove aveva vissuto per molti anni e dove insegnava arti marziali, è morto in un terribile incidente in pista che ha coinvolto altri 2 centauri. Nonostante i soccorsi immediati, le sue condizioni sono parse fin da subito disperate. Il pilota è morto prima di essere trasportato in elicottero all'ospedale di Careggi, dove invece sono stati ricoverati gli altri 2 piloti coinvolti che però non sono in pericolo di vita. Sartori è morto per i gravi traumi subiti nella caduta dopo essere stato disarcionato dalla moto a 3 giri dal termine della gara. L'incidente è sotto gli occhi di tantissimi spettatori e dei tecnici e meccanici che hanno assistito impotenti. Ha subito chiesto scusa al giudice che oggi lo ha interrogato il camionista tedesco accusato della morte dell'ex campione di ciclismo Davide Rebellin. Ha poi aggiunto il pentimento per la sua fuga. Wolfgang Rieke, il camionista che travolse e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin nel carcere di Vicenza, ha affrontato il primo interrogatorio con il GIP Nicolò Gianesini. Il suo legale Andrea Nardin attesta le parole di scuse per il comportamento tenuto dal camionista tedesco, fuggito senza prestare soccorso. Il signor Rieke si è scusato 1000 volte davanti al giudice per quanto è avvenuto nel 30 novembre, per l'incidente che appunto che l'ho visto coinvolto. Si è scusato nei confronti di tutte le persone coinvolte e naturalmente in primo luogo con
i familiari della vittima. Un lungo interrogatorio concluso in mattinata. Il 62enne in carcere da venerdì è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. L'interrogatorio è durato circa 2 ore e naturalmente ha esposto la sua versione, c'era la presenza del traduttore e quindi si è protratto anche per questo motivo. È stato comunque un interrogatorio esaustivo e di quanto successo. In particolar modo si è detto dispiaciuto di essersi allontanato dal luogo dell'incidente, in quanto questo ha naturalmente creato delle problematiche e ha detto esplicitamente che se potesse tornare indietro non ripeterebbe queste azioni. In attesa della chiusura ufficiale dell'indagine del pubblico ministero, verrà fissata nei prossimi mesi l'udienza preliminare. La difesa nel frattempo ha chiesto la modifica della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari o l'utilizzo del braccialetto elettronico. Fondamentale è l'emissione nelle scorse settimane del mandato di arresto europeo. Lui si è sempre detto pronto a venire in Italia. Nell'ultimo mese si è lavorato in questo senso, è stato un grande lavoro fatto assieme alla Procura e ai Carabinieri e sempre in questo mese la volontà del signor Rieke è sempre stata assolutamente ferma e di venire in Italia e di poter rispondere al giudice delle proprie azioni. La testimonianza di numerosi automobilisti ha permesso alle forze dell'ordine di bloccare un pirata della strada. A Cogollo del Cengio un automobilista aveva speronato uno scooter fuggendo senza prestare soccorso. Cogollo del Cengio, un pirata della strada investe con l'automobile un minorenne a bordo di uno scooter e si dà alla fuga. È stato però rintracciato grazie alle segnalazioni di 7 testimoni, alcuni dei quali lo hanno inseguito. L'incidente è accaduto poco prima della mezzanotte di sabato sulla provinciale 350 in direzione Piovene Rocchette. In prossimità di Ponte Schiri, la vettura ha invaso la corsia opposta, speronando frontalmente il ciclomotore che proveniva in senso opposto. Fortunatamente il conducente, un minore di Arsiero, rotolando sull'asfalto, non ha riportato ferite gravi. È stato soccorso da alcuni automobilisti ed è stato ricoverato all'ospedale di Sant'Orso. L'automobilista pirata invece, senza fermarsi per prestare soccorso dopo l'impatto, si è allontanato rapidamente, riportando però un grave danno sulla ruota anteriore sinistra. Un danno che lo ha costretto a fermarsi oltre 1 chilometro più avanti, permettendo così ai testimoni di indicarlo alla polizia locale Alto Vicentino, coadiuvata dai carabinieri. Il conducente della vettura pirata era sprovvisto di assicurazione RCA. Gli sono state contestate numerose infrazioni, tra cui l'omissione di soccorso. La solidarietà e il senso civico dimostrato dai testimoni è stato un gesto esemplare, sottolineato dal comandante Giovanni Scarpellini. Un vero esempio di solidarietà, siamo rimasti tutti veramente colpiti. Gli automobilisti che seguivano si sono premurati da una parte di soccorrere il ragazzo che era stato investito e dall'altra di assicurare alla giustizia colui che aveva fatto delle infrazioni e aveva cagionato il sinistro. Un uomo di Favaro si è tuffato dal ponte di Rialto in pieno giorno in un momento di traffico particolarmente intenso in Canal Grande, un'impresa che poteva avere conseguenze gravi e che invece è stata applaudita da diversi passanti. Le riprese questa volta sono addirittura multiangolari. D'altro canto non era mai capitato che un tuffo dal ponte di Rialto avvenisse alla luce del giorno davanti a così tante persone, alcune delle quali incuranti del pericolo hanno persino applaudito, e soprattutto con così tanto traffico sul Canal Grande. Questa volta peraltro il tuffatore non solo non è un turista straniero, ma è addirittura del comune di Venezia, residente a Favaro Veneto, rintracciato e sanzionato poco dopo dalla polizia locale. Marco Bellato è presidente della municipalità di Favaro. Ci dispiace che a farlo sia stato un nostro concittadino di Favaro Veneto e speriamo che venga punito con la giusta punizione e che non commetta più atti del genere in futuro. Si tratta di atti che, oltre a mettere in pericolo la persona che pone in essere certe condotte, mettono in pericolo anche l'incolumità di altre persone, perché in quel momento il Canal Grande era molto trafficato, ma soprattutto si tratta anche di atti che sono l'ennesimo sfregio alla nostra bellissima e fragile Venezia. Nel novembre del 2016 un marinaio neozelandese era morto per le conseguenze di un tuffo dal ponte di Rialto avvenuto la notte del 12 agosto e concluso schiantandosi contro un taxi acqueo.
Una tragedia che non ha evitato altri tuffi, anzi il fenomeno da allora è ancora più diffuso. Il caso recente, più clamoroso, è quello di un inglese saltato dal tetto di un palazzo di San Pantaloni in Rio Novo. Ma appena qualche giorno fa, ancora a Rialto, un francese aveva attraversato il Canal Grande a nuoto da riva a riva. Secondo Sara Arco, delegata al turismo della Municipalità di Venezia, è una delle conseguenze più estreme di una città talmente turisticizzata da essere oramai considerata da molti un parco divertimenti in cui tutto è concesso. Noi non possiamo pretendere dall'amministrazione che prevenga ogni singolo caso, però certo dobbiamo e vogliamo da questa amministrazione che faccia di tutto per smentire l'idea che a Venezia si possa fare tutto e che Venezia sia un parco divertimenti dove ci si può comportare in ogni modo. Come provocazione, Sara Arco ha postato nella sua pagina Facebook un cervo che si riposa placidamente adagiato in campo San Zaccaria. Ovviamente si tratta di un fotomontaggio, ma è vero che in città non manca davvero niente. Oltre ai tuffi, nei canali di Venezia si pratica il nuoto sincronizzato, oppure si può scorrazzare con i surf elettrici sotto il ponte dell'Accademia e infine concedersi un bagno rilassante aiutati da una gentile signora. Inarrivabile rimane il tuffo con la tavola da surf dal Ponte degli Scalzi. Le possibilità a terra sono sconfinate, dal passeggiare nudi a beneficio degli scatti di una macchina fotografica, qui siamo a San Tomà, allo scorrazzare in Vespa lungo la fondamenta delle Zattere, oppure riposarsi stendendosi in gruppo con dei teli da spiaggia in mezzo a Piazza San Marco. Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato a Rovigo mentre picchiava l'ex compagna dopo averla aspettata davanti casa e inseguita in auto. L'episodio è avvenuto il 21 agosto scorso ed è stato reso noto solo oggi dal procuratore della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato. La donna, che era in auto con la figlia minore, è riuscita ad arrivare fin davanti alla questura e a chiedere aiuto, tanto che sul posto è intervenuto il personale di guardia all'edificio e gli agenti delle volanti che si trovavano all'interno degli alloggi e che hanno bloccato e arrestato l'uomo. Dalla testimonianza della vittima è emerso che già in passato l'uomo aveva perseguitato l'ex compagna. L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di atti persecutori e lesioni. La Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto la convalida dell'arresto e la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Nuovi arrivi di profughi a Padova nella palestra dell'Istituto San Benedetto da Norcia. Sono iniziate questa mattina, grazie ai volontari della Croce Rossa, le operazioni di screening sanitario dei 28 profughi arrivati ieri sera in città e accolti nella palestra dell'Istituto Agrario San Benedetto da Norcia, in via Cave, la terza delle 3 strutture messe a disposizione temporaneamente dal Comune e dalla provincia di Padova, che sabato era stata allestita con una trentina di brandine. I richiedenti asilo sono ragazzi giovani, tutti ventenni, tra di loro anche 4 minori non accompagnati, affidati a delle strutture di cooperazione. I migranti saranno gestiti dal Consorzio Veneto Insieme, che riunisce le diverse cooperative. Il futuro dei profughi resta ancora tutto da decidere, perché, come per la palestra della scuola media Falconetti in quartiere Forcellini, anche questa del San Benedetto da Norcia deve essere liberata per l'imminente inizio dell'anno scolastico il prossimo 13 settembre. Per questo il Comune chiede al Governo di fare chiarezza su arrivi e modalità di gestione. Il Comune di Padova e con la palestra di San Benedetto da Norcia anche la provincia di Padova si confermano delle istituzioni leali e che rispettano gli impegni chiesti al governo di accogliere queste persone. Padova è sempre stata dalla parte degli ultimi, dell'accoglienza, della solidarietà, non ci stancheremo di dirlo. Tuttavia la situazione sta diventando una vera e propria emergenza e in questo senso, così come gli enti locali stanno facendo la loro parte, chiediamo anche al governo di farla, perché naturalmente da settembre le scuole torneranno a essere il luogo degli studenti e delle studentesse, come deve essere giusto, di tutta la comunità scolastica, e c'è bisogno che il governo faccia al più presto un piano di collocamento delle persone in arrivo nel nostro paese. Alcuni migranti, soprattutto quelli ospitati alla Falconeto, i primi ad essere arrivati in città, hanno lasciato spontaneamente la struttura per ridirigersi verso altri paesi europei, soprattutto la Francia. Minaccia di morte al ministro Calderoli per la legge di riforma sull'autonomia. È subito scattata la solidarietà con Mario Conte, che rilancia la partita dell'autonomia, dice va accelerata.
Ci tengo a portare tutta la mia solidarietà e quella dei sindaci veneti al ministro Calderoli, colpevole di svolgere il suo ruolo con grande impegno, con grande passione, e si trova addirittura minacciato, sembra dalla mafia, a firma della mafia, poi è tutto da verificare, però comunque ogni minaccia che un amministratore riceve è sempre un brutto segnale per la democrazia. Che il tema sia politicamente incandescente non è certo una novità, ma stavolta la dialettica non c'entra nulla. È lo stesso ministro Roberto Calderoli mattinata a diffondere il testo del messaggio ricevuto, una lettera scritta in stampatello maiuscolo. Se non la smetti di attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud, con la nostra potenza di fuoco noi vi uccideremo. Siamo la mafia, non ci costa niente uccidervi. Parole violente, a tratti farneticanti, con Calderoli che risponde a stretto giro via social: non ho paura delle minacce, non mi spavento e vado avanti fino a quando non avrò realizzato l'autonomia regionale e poi dopo andrò a fare il pensionato sul mio trattore, scrive il ministro. Il primo a solidarizzare è il presidente Luca Zaia, che parla di gesto contro un processo di riforma totalmente democratico. Segue il capogruppo leghista Palazzo Ferrofini Alberto Villanova: i veneti ripudiano la violenza e sono a fianco di chi si batte per l'autonomia. Una partita, dice Mario Conte, che resta aperta, rivolgendosi allo stesso esecutivo. Diciamo che l'autonomia era uno dei punti cardini del programma elettorale del governo Meloni e del centrodestra, quindi noi invitiamo il governo a mantenere l'impegno con gli elettori. Semplicemente crediamo fortemente che l'autonomia sia una soluzione per questo problema e non una sottrazione di risorse per qualcuno. Noi non vogliamo sottrarre risorse a nessuno, e quindi noi chiediamo l'autonomia. Lo abbiamo fatto ribadire ai veneti attraverso il referendum e quindi oggi chiediamo al governo di portare avanti con determinazione questo impegno che ci siamo presi. Voltiamo pagina, tutto pronto per la nuova manifestazione Crossabili Show a Cittadella. Sabato prossimo, il 2 settembre, si aspetta nel cuore di Cittadella una vera invasione di sport, divertimento, musica e inclusione, con Crossabili Show freestyle motocross per il sociale e il vulcanico Mattia Cattapan. Ci sarà un motogiro, ci sarà musica live, avremo l'eccellenza dei food truck con mangiare e bere, avremo piloti internazionali che faranno freestyle motocross, avremo una mostra mercato con più di 30 aziende che verranno a esporre. Prevediamo veramente un afflusso di gente importante, ma soprattutto l'obiettivo è fare sorridere, regalare una giornata di spensieratezza a tanti ragazzi con disabilità. Ne prevediamo circa 300. Noi abbiamo coinvolto le cooperative di Belluno, Vicenza, Venezia, Padova, Treviso. L'obiettivo è proprio quello là di far diventare sempre più grande Crossabili, la grande famiglia di Crossabili, coinvolgere sempre più persone. E il nostro obiettivo è veramente, per me, io sono disabile, ho avuto un incidente di moto in gara, ma il mondo della disabilità è un mondo meraviglioso dove non interessa chi sei, quanti soldi hai o cosa fai nella vita, ma solo le emozioni e il tempo che passi assieme. E per me è una missione di vita regalare speranza, sorrisi e tanto divertimento a questi ragazzi. Si inizia alle 15 con la parata attorno alle mura e poi in piazza Piero Bon via al rombo dei motori e alle acrobazie. Una giornata che ha un obiettivo importante, che è quella poi di raccogliere un qualcosa per destinarlo, ecco, a questi ragazzi, per fargli vivere dei momenti, dei giorni particolari, ecco, che magari non potrebbero, ecco, vivere assieme con i propri amici e compagni. Quindi il Comune di Cittadella non può far altro, ecco, che appoggiare iniziative di questo tipo. E sarà una giornata inclusiva in tutti i sensi, dove tutti potranno vivere delle emozioni e le emozioni saranno veramente tante. Tra travestimenti, birra e corsa, in 1000 si sono dati appuntamento nella Bassa Padovana per l'11ª edizione dell'Homme des Mers, un triathlon non convenzionale. È tornato per l'11ª volta il triathlon più goliardico d'Italia, l'Homme des Mers. Birra, sport e goliardia in 1000 tra Montagnana e Casale di Scodosia nella Bassa Padovana per le 3 specialità che compongono questa pazza gara di fine estate. 6 vasche a nuoto nella piscina di Casale, 15 km in bicicletta tra le campagne del Montagnanese ed infine una corsa di 5 km tra i vicoli della città murata. Rifornimento lungo il tragitto a base di frutta e birra, e chi dimostra di avere bevuto almeno una lattina da mezzo litro ha un bonus di 5 minuti sul tempo finale. Spesso e volentieri
chi fa l'on-the-mer non inizia a bere la birra, ma inizia a fare sport, e questa cosa qui ci piace molto passarla come messaggio, che è importante, perché i ragazzi hanno bisogno di qualcosa di più, non è che tutti sono al bar a bere, hanno bisogno di fare sport, di stare insieme, di divertirsi, e a noi questa cosa piace. Una manifestazione che è cresciuta negli anni e che è diventata una tradizione di fine estate. Abbiamo questo triathlon che è partito come scherzo, un gioco fra 3-4 ragazzi una sera. La prima edizione contava 26 pazzi che avevano deciso così di fare questa goliardata. Adesso siamo a 1000 iscritti, con oltre tra i 400 e i 600 in lista d'attesa ogni anno. È nata la fantasia, è nata la goliardità della manifestazione, che è nata per scherzo, però adesso a livelli nazionali siamo veramente una delle più belle, secondo me, manifestazioni del montagnanese. Sport e spettacolo che si inserisce in un piano di valorizzazione del territorio. È una giornata in cui goliardia, ma soprattutto sport, sono il binomio vincente, che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone, soprattutto giovani, e questo dimostra la vitalità di questo territorio, che offre varie iniziative, dalla rievocazione storica, il palio, alla cultura, allo sport. Viva pace! Pace a tutti! Pace! Tra i partecipanti anche 4 politici importanti che dalla bassa padovana mandano un messaggio di pace. Una goccia nell'oceano montagnana, e che sia anche per tutto il mondo, che sia tutti in pace. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al meteo. Il vortice ciclonico insiste sull'Italia, forte maltempo e valori termici in picchiata. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 29 agosto. Sul Veneto condizioni fortemente perturbate con piogge battenti, temporali anche forti e non sono escluse grandinate. Verso fine giornata tendenza a diradamento fino all'esaurimento delle precipitazioni. Vento moderato dai quadranti settentrionali, temperature in ulteriore lieve diminuzione, minime sui 14-18 gradi, massime tra 18 e 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo coperto con rovesci un po' dappertutto, le piogge saranno da deboli a moderate. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime sui 20-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà nuvoloso e piuttosto fresco con rovesci sparsi, a tratti anche abbondanti. Concludiamo con le temperature, le minime saranno intorno ai 16 gradi, le massime intorno ai 23 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento a un nuovo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.